Sì, l'impianto del condizionamento non funziona bene, io non penso che sia un bel impianto della purificazione, però sono comodo, vorrei stare in piedi ma non si può. Intanto ringrazio ovviamente i segretari per l'invito, mi fa davvero piacere essere qui tra l'altro con questo parterre che ha un giusto mix di persone che hanno purtroppo per loro toccato con mano che cosa significhi la sicurezza nel nostro territorio e insomma poi siamo in compagnia di persone che stanno dimostrando davvero delle capacità straordinarie da un punto di vista politico. Mi fa molto piacere essere qui sia con Massimiliano che con il Presidente della provincia e con il mio capo Tony D'Arè, quindi spero fare una bella figura per temo il suo giudizio. Allora, su tutta questa faccenda, e qua mi rivolgo in particolare al capogruppo al Senato, in realtà, alla Camera, in realtà sbagliamo noi. Perché qui è un problema di parole. Adesso voi avete presente quante volte noi abbiamo detto che secondo noi arrivavano nelle nostre coste, partendo dall'Africa, quasi esclusivamente ragazzi, adulti, maschi, sani, senza famiglie, senza nulla, arrivavano qua e potevano creare dei problemi. La reazione di fronte a queste nostre prese di posizione che facciamo da anni è stata quella solita: razzisti, non capite, scappano dalla guerra, mettetevi voi nei loro panni, cioè dare loro una prospettiva, non possiamo discriminarli, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi insomma tutte le nostre parole sono cadute nel vuoto, se non altro nell'ambito politico, amministrativo e di chi dovrebbe fare poi le leggi adeguate per questo Paese. E evidentemente qualcosa abbiamo sbagliato se non si è capito. Allora io mi sono fatto delle domande, ma che cos'è che non funziona? E caro capogruppo, è la parola. Cioè noi sbagliamo la parola, perché dopo 20 anni che noi diciamo questo, dopodiché arriva una persona invece che sa usare bene le parole, a differenza nostra, e dice: i flussi migratori in Friuli, Venezia e Giulia, persone che si conosce molto bene, sono composti in larga parte di giovani maschi e siccome questo è un problema serio, vanno tenute in debito conto e sotto controllo le problematiche derivanti da differenze culturali e di usi tradizionali. Megoglioni. E che cosa vuol dire? Questa è Deborah Serracchiani, fino a quando qui dice di Matteo Renzi, e lei ha fatto questa affermazione e il mondo si sta ponendo il problema che effettivamente si era accorto che arriva qua sono mandoni alti metri, bello, tranquilli, con cellulare, scarpette al tennis. Quindi evidentemente non è un problema di sicurezza, non è un problema di norme, è solo un problema di linguaggio. Cioè noi abbiamo sbagliato a capire, noi dovevamo, quando ai primi che arrivavano, dovevamo dire questo: stanno arrivando dei ragazzi maschi e evidentemente sono dei problemi che vanno affrontati per diversità culturale, sociale, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo fare così, invece in televisione piace, no, arriva lui, arriva Tony, arriva me, arriva. Allora, io ho deciso che da oggi diventerò un moderato assoluto e accogliente, perché questo paese merita tutto quello che abbiamo. Ed è talmente un problema di parole che, vedete, abbiamo ascoltato prima di queste infrazioni notturne da parte di queste persone per bene nelle nostre case, nelle gioiellerie, nelle tabaccherie. E a me mi fa ridere quando sento il giorno dopo dicono: allora sono entrati in casa, hanno massacrato la signora che era da sola in casa e erano presunti extracomunitari dell'est, presunti. Cioè, come parlavi? No, che parlava mezzo russo, mezzo. Che caso butto di sé, presunti così, c'era dell'estero. Oppure quando una ragazza viene presa a Bagnoli, che è una località del Basso Padovano, dove c'è quella base famosa
dove una volta Alfano ha detto al sindaco, tranquillo che mandiamo una ventina di profughi, dice niente. Però e dopo al 40esimo mi pare che c'è 40, sì, ma nati chiese, dopo sempre bene, che se ne fa niente. Questo signore ha preso questa ragazza che stava camminando lungo una strada, l'ha portata, perché poi anche l'immagine plastica mi deve dare la misura delle personcine con cui abbiamo a che fare, l'ha presa, l'ha strappata dalla pista ciclabile, l'ha portata in mezzo a un campo e ha cercato di violentarla. Questa per fortuna è riuscita in qualche modo a vincolarsi da questo signore ed è riuscita a fuggire. Lei ha dato una descrizione e il giorno dopo i giornali dicevano che il presunto violentatore era un presunto ospite della base, era un presunto africano. Tanto se dessi nero come Crabonaso, proprio Veneto non si può essere, quindi evidentemente se dessi nero forse ne arrivi dall'Africa, quindi presunto. Se l'auto ti cerchi una femmina, ti porti sul campo e ti abbatti come un capo, puoi pensarla, il presunto violentatore. Non so cosa era da fare, da dire un abbiamo scritto, se io uno che violenta eventualmente se lo dice, se qua. Non ho capito, è tutto un problema di linguaggio, cioè noi dobbiamo capire che è il messaggio che è sbagliato. Questo è l'altro sbagliamo della Lega che non siamo compresi, noi usiamo le parole sbagliate, cioè questi sono presunti violentatori, presunti profughi, presunti africani. E quando la Boldrini ci raccontava che questi erano risorse, aveva ragione lei, ci ha capito, ho sentito Massimiliano Accattoni, tutti quanti, risorse le cose che fanno. No, aveva ragione lei, perché a Capo San Piero, che è un altro comune del Padovano, c'è una ragazza che è dipendente di una cooperativa sociale, delle cooperative sociali che anche qua, le parole sono importanti, fanno il volontariato. A me uno che fa volontariato, già bambini 500 euro al mese stipendio, non fa tanto volontariato. Però anche qua siamo noi che non capiamo le parole. Questa ragazza è dipendente della cooperativa sociale e ha un fratello presunto egiziano, no, perché c'è presunto egiziano, e lui ha affittato un presunto immobile a Campo San Piero e a un certo punto si è accorto che non riusciva più a pagare le presunte rate del mutuo. E allora sua sorella, che lavora per questa cooperativa, dice: aspetta, suo problema, te mantengo 20 profughi gestiti da noi altri sotto immobile e ti ne paghi la rata del mutuo. La Boldrini ti risolve cioè ti risolve questa qua, non va più, tu adesso che è un problema 40 dell'assicurazione, se ti porti a casa una risorsa, te che devi pagare la pena e te paghi la l'assicurazione, la macchina, che dopo il boccia va a scuola che non ti serve a pagare l'asilo, ti porti a casa pakistani, dopo pakistani e mezzo, quello sempre ti paghi la rata. Quindi anche qua, noi che ci siamo accaniti contro la Boldrini perché le aveva chiamate risorse, aveva ragione lei, cioè noi siamo lì a sbagliare tutto, perché le parole sono importanti e noi dobbiamo continuare su questo versante, perché non so se avete visto ieri a Vicenza dei presunti profughi, presunti nigeriani, presunti nigeriani hanno usato tra di loro delle presunte coltellate, si era battuto come capi, in mezzo a un parco c'erano i bambini, e anche qua i giornali oggi a fare tutta una serie di analisi perché questi forse cioè sono richiedenti asilo e quindi insomma è un problema, perché anche fra i richiedenti asilo ci sono dei lazzaroni. Vedo che insomma, tutto sommato a forza del RAI lo capiscono. Il tema vero è che questi qua sono richiedenti asilo, ma non dicono mica presunti richiedenti asilo, e sarebbe l'unico momento in cui la parola presunto sarebbe corretta, perché in Nigeria non c'è nessuna guerra, che c'è in Nigeria? Anzi, l'unica cosa che tu rischi, visto che questo è un paese civile, islamico, da cui tutti noi dobbiamo imparare, perché come dicono quelli di sinistra, nella diversità c'è la ricchezza, no? Noi dobbiamo aprirci per conoscere nuove culture, nuove religioni, nuovi usi e costumi, perché abbiamo solo da imparare attraverso questa osmosi culturale. Noi cresciamo, perché solo noi altri dobbiamo una cultura millenaria, non abbiamo una serenissima Repubblica dietro le nostre spalle, non abbiamo dato al mondo la civiltà, abbiamo bisogno di imparare da nuove culture, tipo la Nigeria, dove
se tu sei omosessuale, la pena di morte, la pena prevista è pena di morte per lapidazione. Diritto penale della Nigeria. E mi dovrei parlare con questi fenomeni. Allora, evidentemente, al di là dell'ironia, c'è un tema culturale nel nostro paese che noi, con tutti questi incontri serali, pomeridiani, mattutini, in televisione, i lavori in Parlamento, in Regione, in provincia, nelle sezioni della Lega, stiamo cercando di far capire, perché c'è evidentemente un problema culturale. Perché se Stacchio, lo citava prima Giancan, se Stacchio ha dovuto spendere 40.000 euro per dimostrare allo Stato italiano che lui era la vittima e non il carnefice, voi avete capito prima che cosa è successo? C'è una cosa che la si vede solo in un film. Avevano questi, ti sventagliano addosso raffiche di Kalashnikov, ti sparano addosso. Questo dopo l'ennesima raffica di Kalashnikov spara un colpo, prima lo spara in auto, poi in macchina, poi uno viene ferito a morte, muore, e tu devi spiegare allo Stato italiano che tu sei la vittima e che ha dovuto spendere 40.000 euro di spese processuali allo Stato per spiegare. Allora, evidentemente c'è un tema che va sottoposto, perché poi le leggi sono figlie comunque di una cultura generale, non è che nascono così, e il fatto che si arrivi dopo 3 anni di discussione a fare una norma sulla legittima difesa che ti dice che se ti già fino a un reato sensibile ai 3 di notte fa male, se ti già alle 8 di mattina non fa male, allora delle 2 l'una, o sei completamente rincoglionito o non hai mai provato una reato sensibile, perché come fai a distinguere il dolore, la violenza a seconda dell'orario notturno o diurno? Perché sono 3 anni di discussione, e dopo 3 anni di discussione hanno partorito questa enorme pacata. E quando è uscita, io ho avuto la sfiga di essere proprio in trasmissione quella sera che avevano approvato alla Camera questa cosa meravigliosa, c'erano 2 esponenti straordinari del PD e dell'NCD che cercavano di convincermi che in realtà non era proprio così, perché c'era una parola che era ovvero, e qui a un certo punto questo uomo mi ha detto: guarda, in qualche caso lei non ha capito, perché ovvero in realtà vuol dire anche di giorno. No, guarda, adesso mi capisco, mi sono leghista in quanto tale, ignorante come una cabra, non capisco niente, ma ovvero casa mia mi sapevo che era un'altra roba, non ho mai detto buon ovvero per dire buongiorno, ovvero se ovvero, ma questo poteva dire no, tu non capisci perché è la congiunzione per dire anche di giorno, cioè di fronte no. E perché è importante che noi ne parliamo? Perché per esempio su quella roba là abbiamo fatto talmente tanto casino in un giorno che Catacarina di tutto il mondo, perché ovviamente anche gli altri paesi sono interessati in questo paese strano che è l'Italia, di trovare che fa distinzioni strane, di medio vero, e addirittura il giorno dopo il segretario del PD Matteo Renzi è stato costretto a dire è una sciocchezza che stava assolutamente corretta. Però se non ci fosse stata quella pressione mediatica, popolare, che abbiamo fatto tutti assieme, quella roba là sarebbe passata in silenzio e oggi andrebbe al Senato e verrebbe tranquillamente votata, perché non siamo di fronte a dei Ladri o dei Lazzaroni, siamo di fronte a dei incapaci, che forse è anche peggio. Allora, l'invito che io vi faccio a votare questo candidato sindaco, cioè i sindaci che noi sosteniamo, non è la stessa cosa che votare noi, non perché gli altri non siano persone per bene, i candidati non siano onesti, corretti, sicuramente tutti sono animati da buone intenzioni, tutti hanno la loro storia e tutti hanno la dignità di potersi candidare, ma questa è una scelta di campo, netta. Allora, premesso che i veneti, e lo sappiamo, non sono proprio dei rivoluzionari, cioè noi di rivoluzione mi piace farle in osteria, prima di andare a casa e poi torniamo a sera da lavoro. Cos'hai al banco? La cambiamo il mondo,
cosa se scusa per me, a te vedi, diciamo, fai i coglioni, abbiamo tutto il tuo discorso qua, se incassiamo come tedeschi, bene, come, andiamo a casa, la prima del mutuo, i versi un po' così. Però siamo grandi lavoratori, ma come rivoluzionari, insomma, che non furono un percorso da fare. Allora, siccome quando che anche dei momenti ci sono dei momenti in cui, lo diceva benissimo prima Giancarlo, e sono qua, visto il tema di cui parliamo, dove essere 10.000 persone, ci siamo tanti comunque, ma visto il tema, visto l'appuntamento elettorale, dove essere 10.000 persone, e invece purtroppo questo non accade, e quando noi facciamo le manifestazioni anche presso le basi militari dove ci sono i profughi, anche là è una fatica enorme, perché la gente non si vuole esporre, lo capisco. Allora noi vediamo però 3 occasioni, che se le mancate è un problema nostro. Le 3 occasioni sono: la prima, le elezioni amministrative. Qui avete i sindaci da votare. Un sindaco della Lega, se il prefetto lo chiama e gli dice: ti mando 20 profughi, il sindaco della Lega, o soprattutto la Lega, gli risponde molto gentilmente col cazzo. Chiaro? Quindi votare uno, votare l'altro non è la stessa cosa. Viviamo un'altra occasione storica, e questa è veramente l'ultima occasione grande per il Veneto. Il 22 ottobre c'è il referendum per l'autonomia, ed è importante non tanto che vinca il sì, perché sul fatto che vinca il sì io non ho nessun dubbio, nel senso che il referendum chiede ai veneti: vuoi più risorse, vuoi più libertà, vuoi la possibilità di avere più servizi per i tuoi cittadini? Se uno risponde no grazie, o non si Veneto o ti si rimpone mio, no, tante possibilità. E quello però, sul fatto che vinca il sì siamo tutti d'accordo, ma è la percentuale di veneti che vanno a votare che è determinante. Luca Zaia, per poter andare a trattare con la schiena dritta con il governo centrale, ha bisogno di avere tutti i veneti in sé. Se va a votare il 50% di aventi diritto non serve a niente, il 70% non serve a niente, l'80% non serve a niente, il 100% di veneti, se hanno amore per il Veneto, hanno l'obbligo morale di andare a votare il 22 di ottobre e votare